è un commissario con un mandato diverso, parzialmente la gestione nel transito ma la risoluzione, perché dobbiamo dare lo stesso progetto del Breda, noi dobbiamo dare nel giro del 2011 risposte a tutti i problemi, non devono esserci più debiti, perdite, confusione, no, tutto deve tornare nella normalità, nel 2013 ci sono nuove impegnative. Dopo Paparotto, nominato dall'ex assessore Sandri, arriva Annalisa Basso con una carica che dovrebbe essere risolutiva. A dicembre si attendono già i primi risultati, compito arduo visto che il buco del Gris ammonta a 22.150.000 euro. Ora si corre ai ripari e tutti faranno la loro parte. Il patrimonio che non serve verrà probabilmente venduto. Il comune di Mogliano Veneto trasferirà al distretto sanitario l'istituto. Si pensa di creare più posti per gli anziani del territorio e di trovare i fondi che servono al Ministero e anche dalle altre regioni, visto che non pochi dei 400 ospiti provengono da fuori Veneto. Cercheremo di definire un progetto chiaro su quello che è il futuro di quella zona. Vogliamo lì appunto in accordo con il Consiglio Comunale identificare una zona di cittadella sociosanitaria con tanto di distretto, casa di riposo, anche perché i moglianesi chiedono di entrare in una casa di riposo che non può essere come adesso un po' diciamo così indefinita. Ci sono disabili, ci sono anziani. In questo momento è il momento di dedicare alla città di Mogliano assolutamente una casa di riposo. Sarà posto quindi per i moglianesi adesso in lista d'attesa per entrare in casa di riposo? Sì, guardate, ci sono molti moglianesi che spingono per entrare al Gris, 80 richieste già pronte. Dovremmo fare gli spazi, dovremmo ristrutturare l'ambiente che è già bello di per sé, è una vera villa veneta che ospiterà adesso una casa di riposo e tanti servizi sanitari.